Buongiorno, benvenuti a questa terza puntata di questo breve corso di formazione sulla didattica del contatto, ovvero apprendere le lingue attraverso il contatto transfrontaliero. Ricordiamo che questa didattica riguarda ragazzi che apprendono gli uni la lingua degli altri, ovvero frequentanti scuole di zone di confine, dove c'è anche la possibilità di sfruttare la meravigliosa occasione dell'incontro vero e proprio fisico tra ragazzi. Questa puntata è dedicata al significato di lingua del vicino. Le lingue del vicino sono veramente di difficile denominazione e vedremo anche che assumono così delle funzioni o delle in qualche modo politiche molto diverse a seconda degli stati, perché dipendono dalle politiche linguistiche locali, purtroppo. E dico purtroppo perché evidentemente c'è una mancanza di politiche europee per quanto riguarda questo, secondo noi, importantissimo insegnamento linguistico. Vedremo che l'Europa non è assente, anzi, però forse non è così impositiva sicuramente. Intanto a partire dalla denominazione. Ogni lingua chiama queste lingue in modo diverso. In italiano le chiamiamo lingue di confine, tecnicamente sono lingue contigue, sono lingue che hanno un contatto con un paese confinante dove la propria lingua nazionale a volte viene parlata da una comunità minoritaria nazionale al di là del confine, anche se non è sempre così, ma è la maggior parte dei casi. In Slovenia, paese che ha partecipato a questo Interreg, le lingue di confine vengono dette le lingue del vicino, sosedski jeziki. In inglese si chiamano anche neighboring languages, ovvero le lingue del vicino. Ecco, se l'Europa parla di questa categoria linguistica, ne parla come neighboring languages e quindi a me piace sottolineare, sicuramente valorizza una situazione di relazione, perché quando ho un vicino ho una relazione con un vicino di casa. Ecco, sono lingue difficili le lingue del vicino, perché sono lingue legate a territori sicuramente combattuti, quelle dei confini, e i confini europei sono stati storicamente, sappiamo, in alcuni casi proprio devastati da situazioni di guerre. Questo confine, quello italo-sloveno, è un confine molto complesso, che ancora soffre di stigmatizzazioni della lingua di confine, soffre di politiche che hanno piuttosto tenuto lontane queste lingue dai curricula scolastici, almeno per esempio in Italia tuttora purtroppo, e quindi sono lingue che hanno necessità di attenzioni particolari, ovvero sostengo che sia necessario in un loro percorso di pianificazione anche di riflessioni proprio sociolinguistiche e politiche per far capire le funzioni che quella lingua ha avuto o che ha. E quindi non sono lingue facili e spesso non sono neanche lingue che i ragazzi così apprendono con grande desiderio, non hanno grande prestigio linguistico. In questa zona confinaria, per esempio, sicuramente se andiamo a chiedere ai ragazzi la lingua che ritengono più utile, più interessante, ecco, non è proprio quella del vicino. Nello specifico ci sono anche ricerche che dimostrano, per esempio, quanto sia difficile in Slovenia far imparare l'italiano ai ragazzi nelle aree di confine, o come lo verifichiamo noi attraverso le ricerche o attraverso questi progetti, e come sia difficile, per esempio, imparare lo sloveno per i ragazzi italiani che non hanno neanche tanto la possibilità di impararlo perché solo poche scuole
offrono questo insegnamento al momento. Quindi sono lingue su cui bisogna lavorare dal punto di vista motivazionale. Poi quando i ragazzi sono motivati sicuramente diventano lingue come tante altre, diventano uno strumento per fare qualcosa a cui i ragazzi si appassionano e quindi apprendono molto volentieri. Per ritornare alla nostra Europa, quella che dicevo che magari non ha ancora deciso come affrontare in modo più generale per tutte le situazioni di confine europeo, per quanto siano complesse e diverse tutte, diciamo così, ha emanato importanti raccomandazioni, e questo agli inizi degli anni 2000, però sono rimaste raccomandazioni. Tuttavia dentro queste raccomandazioni c'è per esempio il suggerimento, l'invito di insegnare le lingue di confine in tutte le istituzioni scolastiche, dalle scuole d'infanzia fino all'università. Questo proprio per permettere un contatto con il paese vicino, un contatto proficuo, dinamico, che possa far crescere sia dal punto di vista sociale ma anche economico, chiaramente, perché conoscere la lingua del vicino vuol dire poter, in modo disinvolto, poterci lavorare, poter affrontare qualsiasi problematica. Poi più nulla, ovvero appunto non c'è una legge specifica che regolamenta la presenza delle lingue di confine nelle scuole, delle aree confinarie, però per esempio c'è un importante documento recente della fine del 2017 che parla dell'importanza di rafforzare la crescita e la coesione delle zone di frontiera, è un documento della Commissione europea dove si torna a parlare dell'importanza dell'apprendimento delle lingue di confine. E quindi noi speriamo, attraverso questa esperienza importante del progetto Educa 2 che ci ha permesso di realizzare questo modello e questa unità di apprendimento di didattica del contatto, che sia un'occasione in più per poter rendere le lingue di confine più visibili, poter far capire il loro valore, la loro funzione, e anche poter chiaramente dare un aiuto agli insegnanti che si occupano di questo insegnamento per rendere i ragazzi più interessati e più stimolati ad apprenderle.